L'esperienza del gioco permea ogni cultura ed è presente nella storia dell'uomo fin dai suoi primordi. Sia dall'infanzia che nell'età adulta, il gioco svolge funzioni diverse. Da un lato, favorenti la crescita in una dimensione sana, ludico-creativa, fino a poter evolvere, dall'altro, in una forma di disagio o disturbo da gioco d'azzardo vero e proprio, tale da richiedere un trattamento sanitario specifico. Il progetto Cambio Gioco ULSS 6 Euganea intende essere uno strumento per favorire conoscenza e riflessione sul tema del gioco d'azzardo, mettendosi tutti in gioco a tutela della salute come bene comune. Ben ritrovati. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi la dottoressa Elisabetta Marchiori. Grazie dottoressa di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. La dottoressa è una psichiatra, psicoanalista della Società Italiana di Psicanalisi, ha una lunga esperienza clinica che le consente di trattare sia i disturbi emotivi più comuni che patologie psichiche più gravi. E dopo aver lavorato per un lungo periodo all'interno del servizio pubblico, attualmente è una libera professionista e si occupa in particolare di adolescenti e di giovani adulti e delle problematiche inerenti alle dipendenze affettive e comportamentali. Potremmo partire dalla definizione di che cos'è la dipendenza da gioco d'azzardo, che oltretutto è presente all'interno del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali che è il DSM-5. Come per altre dipendenze, il disturbo da gioco comporta una progressiva perdita di controllo, la necessità di aumentare l'intensità per ottenere lo stesso effetto e include anche i sintomi di astinenza psicologica quando si tenta di smettere. Qual è la prospettiva psicanalitica rispetto alla psicogenesi delle dipendenze in generale e al gioco d'azzardo in particolare? Io partirei dall'idea che il gioco fa parte del registro della salute, anzitutto, e che è un elemento fondamentale nello sviluppo psichico, affettivo ed emotivo di ognuno di noi. Ed è anche una forma di cultura. Il gioco d'azzardo, che può diventare anche patologico, è un tipo di gioco particolare che mette in campo non tanto le abilità specifiche del singolo individuo, quanto piuttosto si affida alla sorte. Infatti proprio il termine azzardo è di derivazione araba e significa proprio dado. Quindi in qualche modo il soggetto, quando sfida la sorte, e il gioco d'azzardo è stato definito proprio quasi un rifugio della mente, cioè il soggetto entra in una dimensione altra dove può avere la fantasia, si illude di poter cambiare la sua vita, di poter dare una svolta alla sua esistenza e crea una dimensione di libertà, di eccitazione, un momento in cui ci si sente potenti. Però i confini tra il gioco occasionale, abituale, problematico o appunto patologico sono molto labili. Quindi si può arrivare in un momento in cui il rischio non è più perdere la posta in gioco, ma proprio perdersi. Quindi questo rifugio della mente può diventare un labirinto da cui il soggetto non riesce più ad uscire. Riguardo allo specifico la psicogenesi della dipendenza da gioco d'azzardo, direi che tutte le dipendenze, sia quelle comportamentali sia quelle da sostanze, hanno una matrice psicologica comune, anche se ci sono tanti altri fattori che lo sovradeterminano. Possono essere fattori culturali, fattori economici, fattori familiari, quindi ci sono molte, è una patologia plurideterminata, ma è soprattutto l'origine psicologica quello che ci interessa capire oggi.
e il termine di addiction si riferisce all'idea di un soggetto che è schiavo, che è assoggettato, che può essere assoggettato a una sostanza, nel caso del gioco d'azzardo a un comportamento. Qual è la cosa interessante? Che il soggetto non è schiavo di una persona, quanto piuttosto appunto di un oggetto esterno, quindi la dipendenza si riferisce a un qualcosa che può essere appunto una sostanza oppure un comportamento. L'origine comune, siccome il nostro progetto è quello che si chiama Cambio Gioco, mi sembra veramente un punto interessante quello, perché una delle teorie più interessanti che riguardano appunto la psicogenesi della dipendenza è che sia una patologia della maturazione dei fenomeni transizionali, cioè proprio una patologia nella capacità di giocare. Dottoressa, potrebbe definire, come dire, per noi un po' meno esperti del settore, no? Cos'è l'oggetto transizionale? Certo, allora la questione è diciamo semplice anche nella sua complessità, cioè l'oggetto transizionale perché sia facilmente intuibile per tutti è proprio la copertina di Linus. Noi sappiamo che il bambino quando nasce è totalmente dipendente dalla madre. E nel tempo deve staccarsi e la madre lo aiuta in questo. Per potersi separare dalla madre il bambino utilizza proprio quelli che vengono chiamati oggetti transizionali, quindi la copertina, il peluche, sono oggetti morbidi, sono oggetti caldi che in qualche modo rappresentano la madre e consentono al bambino di consolarsi in sua assenza, di sentirsi al sicuro. Questo naturalmente è possibile se tra la mamma e il bambino si è creata un'adeguata sintonizzazione, quindi se la madre viene vissuta come un oggetto, chiamiamolo così, una persona affidabile, coerente, capace di comprendere, di accogliere i bisogni del bambino. Il bambino così appunto crea questo, si affida a questo oggetto transizionale che rappresenta questa madre sufficientemente buona e in qualche modo ne interiorizza le funzioni, quindi si sente pian piano nel processo di separazione e individuazione capace di stare solo, di sentirsi vivo, di sentirsi reale. Nel caso che questa relazione non sia adeguata, non ci sia appunto questa sufficiente sintonizzazione, l'oggetto transizionale perde questa funzione di rassicurazione e di consolazione e non può essere in qualche modo introiettato. Quindi il soggetto nel futuro potrà, se ci saranno altre condizioni che lo determinano, potrà rivolgersi non tanto a questi oggetti, a un oggetto transizionale, quanto piuttosto a un oggetto transitorio, cioè degli oggetti esterni a cui aggrapparsi, provando questa sorta di vuoto interiore. Quindi il soggetto dipendente, a rischio di dipendenza, è un soggetto che prova un senso, tende a provare un senso di angoscia, di vuoto, di incapacità di relazionarsi con un'altra persona perché gli manca quella fiducia di base, quella sicurezza necessaria per affidarsi all'altro. Quindi si affida agli oggetti,
ai comportamenti, alle sostanze, nell'illusione di poter in qualche modo colmare questo vuoto. Quindi gli oggetti di dipendenza, i comportamenti, sono diciamo una forma di autocura vera e propria, cioè come ha detto qualcuno, sono una sorta di bendaggio, sono cerotti che diciamo cercano di curare delle ferite che però tendono a rimanere aperte. L'illusione della persona dipendente è quella di poter bastare a se stesso. Dopo aver esplorato le radici precoci, no, legate alla dinamica della dipendenza, ci chiediamo in una prospettiva psicoanalitica, cioè il soggetto con disturbo da gioco d'azzardo presenta altre dinamiche psichiche particolari o specifiche caratteristiche di personalità? Ok, naturalmente insomma ogni dipendenza ha delle caratteristiche specifiche. Quando pensiamo alle dipendenze comportamentali pensiamo al gioco d'azzardo patologico, ma anche allo shopping compulsivo, alla dipendenza da comportamenti sessuali, alla dipendenza da internet, dai device, quindi è un campo piuttosto vasto. Riguardo nello specifico al giocatore d'azzardo, io farei riferimento insomma a una figura della letteratura per invitare anche a una rilettura del romanzo di Dostoevskij, Il giocatore. In quel romanzo è veramente incredibile vedere come viene ritratto viene ritratto il protagonista, che è un alter ego di Dostoevskij, che sappiamo essere stato un giocatore d'azzardo che arrivava a perdere tutto. Nel romanzo il protagonista viene descritto proprio come una persona incapace di smettere di giocare. Parliamo della roulette qui, ma naturalmente insomma tutti i giochi d'azzardo che sono venuti successivamente alla fine innescano lo stesso meccanismo. Quindi se vogliamo insomma ritornare alla fenomenologia del giocatore d'azzardo, quel ritratto è straordinario. Lo riprendo anche perché Freud ha appunto scritto proprio un saggio su Dostoevskij, intitolato Dostoevskij e il parricidio, dove sottolinea appunto quello che mi chiedeva lei, cioè la tendenza che hanno i giocatori d'azzardo all'autopunizione, quindi che deriverebbe insomma da sensi di colpa molto precoci che riguardano un odio verso la figura paterna. Nel caso di Dostoevskij, nella realtà si sa che insomma il padre era un uomo violento e che forse insomma è stato anche ucciso, quindi ci può essere appunto una problematica relativa a una difficoltà nella relazione con la figura paterna, quindi la volontà in qualche modo, la tendenza inconscia a punirsi, distruggersi, questo sicuramente è un elemento importante. Il giocatore d'azzardo è una persona che ha, per i motivi che abbiamo detto prima, un sé molto fragile, che tende a compensare con
delle modalità proprio invece all'opposto di onnipotenza, di diniego della realtà, quindi di incapacità di rimanere appunto aderente a degli elementi di realtà, e il disturbo di personalità collegato a questo tipo di soggetti è il disturbo narcisistico di personalità, dove ancora una volta c'è una persona che si sente estremamente fragile, insicura, che prova sentimenti di vuoto, di noia, e che ha bisogno di una continua gratificazione dall'esterno, e che viene ricercata appunto nell'eccitamento del gioco, appunto nella tendenza a ricercare un piacere che però appunto poi è aleatorio, insomma non permane. Quindi c'è un bisogno continuo di un rifornimento che si diceva appunto narcisistico. Un altro elemento che viene sottolineato da diversi autori in ambito psicoanalitico è quello del piacere autoerotico. E qui vorrei sottolineare che l'idea di autoerotismo è proprio collegata al fatto che queste persone hanno molte difficoltà a relazionarsi con l'altro come persona, perché sostanzialmente, per dirle in parole molto povere, non si fidano, non hanno avuto delle esperienze positive, e quindi tendono a diciamo ricercare anche il piacere non tanto nella relazione con l'altro, che potrebbe abbandonarlo, tradirlo, ma quanto piuttosto verso, appunto, rimanendo insomma in modo autarchico rivolti a se stessi. Quindi questo è il motivo per cui si dice autoerotismo, proprio un piacere che viene che cortocircuita all'interno del soggetto senza potersi rivolgere all'altro. Quindi, dottoressa, da un certo punto di vista potremmo dire che il gioco d'azzardo può essere interpretato come un tentativo da parte del giocatore di controllo di un padre violento e abusante. Certo, questa è esattamente l'idea, cioè le figure genitoriali imprevedibili, quindi sia diciamo più precocemente rispetto alla madre, poi nel processo evolutivo rispetto al padre, l'imprevedibilità è fondamentale nella psicogenesi dei disturbi della dipendenza, insomma, perché è proprio l'impossibilità di poter fare delle ipotesi sul comportamento dell'altro, quindi di provare un senso di fiducia, di sicurezza. Quindi l'illusione nel gioco e anche in altri comportamenti è quella di poter da una parte controllare la perdita e la sconfitta, ma significa anche controllare la paura dell'abbandono e sentimenti di angoscia molto profondi che derivano, come si diceva, da questa sensazione di vuoto interiore, ma anche, sottolineerei, l'impossibilità di sentirsi una persona reale, perché il gioco è una fonte di grande eccitazione. Quello che succede a queste persone è che sono molto in difficoltà nel simbolizzare, nel mentalizzare. La loro esistenza dipende molto, il loro senso di esistere dipende molto dalle sensazioni, dalle emozioni che provano, più superficiali, piuttosto che da affetti consistenti interni. Quindi il brivido del gioco consente a loro di sentirsi vivi, di sentirsi reali, ed è questo che determina anche una ricerca continua, perché è in gioco appunto la percezione psichica della propria esistenza. Io credo che questo sia veramente importante da
da sottolineare. La necessità di queste persone di sentirsi vivi, di sentirsi anche in qualche modo capaci di incidere su una realtà che sentono assolutamente sfuggente. E anche, aggiungerei, e questo riguarda proprio un aspetto più culturale e sociale, questa percezione di una mancanza di futuro e il desiderio, insomma, di cambiare una sorte che viene sentita come molto negativa, insomma, senza delle prospettive. Ecco, quindi il fatto che poi ci sia una perdita, come diceva Freud, insomma, il giocatore gioca per giocare, è importante il gioco di per sé. Alla fine, come il protagonista del romanzo di Dostoevskij, non sembra importare che si vinca o che si perda. La cosa importante è provare delle sensazioni, avere la percezione di sentirsi vivo e reale. Il gioco d'azzardo è in aumento soprattutto tra i giovani. Quali sono i motivi? Allora, questa è una domanda piuttosto impegnativa. Allora, diciamo che il disagio nei giovani è aumentato in maniera assoluta. Soprattutto la pandemia, diciamo, ha fatto emergere una serie, insomma, di difficoltà e di disagi che sicuramente erano già presenti, ma ha funzionato in qualche modo da detonatore. Sicuramente il fatto che siamo rimasti, insomma, con il lockdown, chiusi in casa e con l'unica possibilità, che per fortuna c'era, insomma, di potersi collegare tramite internet, certamente ha fatto sì che i ragazzi, come tutti noi, insomma, abbiamo usato i device molto di più e sappiamo che, insomma, in questo momento storico il gioco d'azzardo è a portata di click, quindi è molto più usufruibile da tutti, compresi gli adolescenti. Questo cambiamento è avvenuto più o meno dagli anni 90 in poi la possibilità di giocare online, che è aumentata in maniera esponenziale negli ultimi anni, sicuramente ha contribuito. Tuttavia, appunto, il gioco d'azzardo è in aumento, come tutte le patologie, come tutti i comportamenti patologici collegati a internet. Quindi, insomma, è un disagio che si nota sempre di più e che è stato segnalato, insomma, in tutti gli ambiti. Naturalmente quello che, insomma, si verifica è che i comportamenti di dipendenza tendono ad avere inizio proprio durante l'adolescenza, e questo per il semplice motivo che l'adolescenza è il momento in cui viene messa alla prova, insomma, la saldezza del sé, la capacità di affrontare il mondo, la realtà esterna, gli altri. Quindi si esce dall'infanzia, un'infanzia che di questi tempi è iperprotetta e iperinvestita. I bambini sono adultizzati in modo precoce, sono venute a mancare anche quelle
aree libere di gioco. I bambini sono anche nei giochi ipercontrollati, ipersupervisionati, non c'è festina dove non ci sia l'animatore, non c'è una situazione dove ci siano più genitori supervisionanti, non esistono più i patronati, i parchi dove i bambini, ma anche le case, insomma, dove i bambini giocano liberi, dove i bambini possono anche annoiarsi e dalla noia mettere in moto dei processi creativi, perché questa è una questione molto importante. Insomma, il gioco d'azzardo patologico non ha nulla di creativo. La cosa interessante è che questa necessità di controllo in primis deriva dai genitori, che in qualche modo non riescono a offrire al bambino delle aree di gioco libero in cui esprimere se stesso. Sì, ho in mente, e mi permetto di citarlo, il titolo dell'ultimo libro di Lancini che dice "Sii te stesso a modo mio". Ecco, io credo che questo sia veramente indovinatissimo, emblematico, perché è proprio così. Cioè i genitori fanno fatica a tollerare che il proprio figlio esca dal loro controllo, paradossalmente avendolo investito di aspettative enormi. Quindi e di fronte a ciò il rifugio della mente può diventare appunto il computer, il web, dove un adolescente facilmente si può perdere, anche perché sappiamo, ma magari su questo ci torniamo, che c'è un collegamento tra la dipendenza da videogiochi e il gioco d'azzardo, nel senso che ci sono dei meccanismi in comune per cui la persona vulnerabile può facilmente passare dal videogame al gioco d'azzardo. Inoltre nel web ci sono tutta una serie di personaggi, di influencer, di youtuber, insomma c'è un mondo che noi, diciamo, boomer non conosciamo mai abbastanza, dove comunque insomma c'è la spinta a ricercare il piacere immediato viene molto amplificata, insomma, e quindi i ragazzi insomma tendono a rifugiarsi nel web, dove trovano i videogiochi, dove trovano i giochi d'azzardo, ma io proprio sono convinta che siano indotti, cioè non ci siano altri spazi, non ce ne sono comunque abbastanza. Quindi questi sono elementi importanti. Naturalmente in questi c'è questa metamorfosi del tessuto sociale, una difficoltà da parte anche delle figure genitoriali di porsi come affidabili, come autorevoli, ma anche come sicure. I genitori di oggi sono estremamente insicuri e sembrano quasi affidarsi ai propri figli, mentre appunto un tempo in qualche modo erano i figli a fare riferimento ai genitori, adesso sembra che siano i genitori a correre appresso ai figli, quindi manca quella sana diciamo possibilità di mettersi a confronto e anche in qualche modo di ribellarsi. Vedo molti adolescenti che sono proprio come se fossero incapaci di proporsi come individui diciamo separati.
vorrebbero differenziarsi, ma non hanno i parametri perché non sanno rispetto a chi, a cosa differenziarsi, è tutto uguale. Quindi in questa diciamo società dell'uguale di cui parla il filosofo Hahn è molto difficile insomma salvaguardarsi psichicamente. Ecco, quindi la patologia, soprattutto appunto che riguarda, che è collegata all'utilizzo dei device, quindi di internet, è sempre alle porte, insomma. Ho trovato molto interessante, dottoressa, la sua osservazione rispetto al fatto che la società in qualche modo spinge i giovani e anche i meno giovani a essere in qualche modo omologati da una sorta di immagine che in qualche modo ci porta a essere un po' tutti uguali, che è il contrario di quello che Jung definirebbe un percorso di individuazione, che ognuno deve in qualche modo trovare il proprio sé, chi sono io realmente. Certo, sicuramente questa problematica è amplificata dall'utilizzo dei social, dove ognuno cerca di presentare un'immagine di sé che corrisponda anche a particolari credenze, situazioni, quindi aderenze, ecco, a dei gruppi specifici. Quello che appunto tante ricerche hanno dimostrato è che il soggetto crea un'identità appunto che si adatta a quello che gli altri appunto si aspettano. Quindi quello che noi chiamiamo in psicoanalisi il vero sé rimane in qualche modo negletto e appunto nascosto, mentre quello che viene chiamato invece il falso sé, cioè quell'aspetto di facciata, prende il sopravvento. Quindi la questione è sicuramente fondamentale. Quindi magari l'essere uguali a chi in qualche modo facciamo riferimento, ma che appunto non sono più le figure genitoriali oppure delle figure anche autorevoli, degli esempi, dei personaggi che possono diciamo essere presi come riferimento, come simbolo, ma è tutto anche disgregato rispetto alla presenza di questi personaggi del web che in qualche modo con i loro followers poi creano dei piccoli gruppi di appartenenza. Quali sono i motivi, secondo lei, per cui un soggetto che soffre di disturbo da gioco d'azzardo difficilmente chiede aiuto? Effettivamente, insomma, è un dato di realtà, i soggetti che hanno un problema con il gioco d'azzardo oppure soffrono già di disturbo da gioco d'azzardo conclamato, con difficoltà chiedono aiuto, tanti hanno la convinzione di potercela fare da soli. Riprendiamo il discorso che la dipendenza da comportamenti, da sostanze, crea l'illusione di poter fare a meno dell'altro. Quindi il chiedere aiuto è un'opzione che di solito non viene presa in considerazione. Inoltre c'è la vergogna, il soggetto dipendente da gioco d'azzardo difficilmente prova sensi di colpa. Il sentimento dominante è quello della vergogna per lo smascheramento proprio di quest'immagine grandiosa di sé che protegge appunto quel sé fragile di cui
abbiamo parlato. La difficoltà, c'è proprio una difficoltà appunto, come dicevamo, pregiudiziale ad affidarsi a qualcuno, e come dire, siccome insomma ci sono tante situazioni anche specialistiche, insomma centri preposti specializzati, però il più delle volte queste persone arrivano perché vengono in qualche modo scoperte dai familiari, dai partner, ma lo scoprirsi per queste persone è veramente difficile. Scoprirsi, affidarsi, chiedere aiuto. Sono persone che fanno molta fatica ad entrare in relazione. Che ruolo può avere, secondo lei, la psicanalisi nella presa in carico e nella cura di queste forme di dipendenza? Allora, queste forme di dipendenza sono appunto molto complesse e pertanto richiedono una presa in carico multipla naturalmente, quindi diverse figure professionali, ma me lo insegnate voi, che hanno delle competenze specifiche e che possono fornire delle risposte articolate, quindi soggetti differenti, che può essere sicuramente lo psicoterapeuta, lo psichiatra, l'educatore, l'assistente sociale, insomma ci sono questo naturalmente è necessario. Per quanto riguarda specificamente quello che può essere il ruolo della psicoanalisi, io sottolineerei quella predisposizione diciamo all'ascolto e al ritrovare la persona al di là della malattia, perché in situazioni quali quelle dei comportamenti di dipendenza, come nell'abuso di sostanze, è il comportamento, è la sostanza, è l'agire che diventa protagonista, che si prende la scena. Quindi quello che è necessario è proprio in qualche modo permettere alla persona di venire fuori, di presentarsi, di poter affrontare quelle che sono effettivamente le sue difficoltà e cercare appunto di trovare il modo di permettere di rientrare in contatto con quella parte di sé appunto fragile ma vera, autentica, che ha bisogno effettivamente di cura. Allora è un percorso, può essere un percorso veramente lungo, veramente impegnativo. Molte volte sono molto efficaci in questi casi le terapie, per esempio di gruppo, pur ad indirizzo psicoanalitico, certamente anche una presa in carico individuale, ma appunto il percorso è molto lungo e complesso, ma parte appunto dall'ascolto, dall'attenzione, dalla cura, del poter andare al di là della malattia e trovare quella che è la persona. Vorrei ritornare alla questione del gioco, che mi sembra importante qui, perché il Winnicott, lo psicoanalista che appunto ha teorizzato l'oggetto transizionale di cui si parlava prima e dell'area del gioco, quello che sottolineerei è che non dobbiamo dimenticarci che sono persone che non sono capaci di giocare, cioè nel senso di stare insieme agli altri in un gioco creativo. Quello che loro mettono in atto lo chiamiamo sempre gioco, ma è qualcosa che ha perso la propria creatività. Lo stesso
grande psicoanalista britannico, ci diceva che la psicoterapia è una forma di gioco, ma naturalmente si riferiva al gioco creativo, e quando il paziente, aggiunge, non è capace di giocare, quello che deve fare il terapeuta è permettergli invece di farlo, e questo si può ottenere naturalmente riuscendo con molta cautela, molto tatto, a creare una relazione in cui la persona si senta, si possa sentire al sicuro con una situazione affidabile. Quindi ancora prima, diciamo, della relazione con il terapeuta c'era la necessità di creare per il paziente un setting, cioè una situazione, un ambiente che gli permetta poi, che sia affidabile e che gli permetta poi di entrare in contatto con gli altri. Ecco, questo direi che è fondamentale. Un altro elemento importante, che è anche insomma lo scopo di questi incontri, è quello naturalmente della prevenzione, cioè ci si può rivolgere sicuramente ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani, ma è fondamentale rivolgersi ai genitori, anche alle scuole, insomma in tutte quelle situazioni dove il gioco autentico è ancora possibile da creare, perché qui è c'è proprio la necessità di riprendere una cultura del gioco creativo, una cultura del gioco libero, una cultura che permetta appunto agli altri, soprattutto ai piccoli, insomma, di mettere in gioco se stessi senza paura del giudizio, senza paura di sbagliare, senza paura della critica, senza paura della punizione o delle conseguenze derivate dal fatto di essere come si è. Ecco, questo credo che sia veramente importante, e lo noto molto nei ragazzi, negli adolescenti, anche nei giovani adulti, perché insomma l'adolescenza ormai si prolunga e non si capisce se c'è un termine, ma questa, come dire, proprio timore di avere delle conseguenze, di subire delle conseguenze, non tanto per quello che si fa, ma per quello che si è. Anche perché tante volte non c'è distinzione tra l'essere e il fare delle cose. Faccio un esempio banale, cioè il giovane studente è il suo voto, quindi se non prende 30 o 8 o 10 o non ha un giudizio di ottimo, non è una persona di valore. Ecco, questa mancanza appunto di differenziazione tra quello che si fa e quello che si è molto pericolosa, perché non lascia spazio appunto a quella che è l'affettività, la creatività, la possibilità di relazionarsi con l'altro senza paura. La ringrazio moltissimo per gli spunti, gli approfondimenti fatti relativi al tema in questione, proprio da una prospettiva effettivamente psicanalitica. Grazie davvero e chissà, alla prossima. Grazie.